Ciao a tutti, mi chiamo Marcello Pamio e sono qui a presentarvi la nuova scuola di tecniche manuali olistiche. È un'iniziativa che è nata dal sottoscritto Laura Bonfante e Monica Cerchiaro con il desiderio di formare professionisti seri, operatori capaci di accompagnare la persona verso quello che è il vero e unico benessere. Sto parlando di una scuola triennale di oltre 400 ore di piano studi, 100 di riflessologia, 100 di massaggio olistico, 80 trattamenti pratici, 30 di anatomia, 30 ore di nutrizione e 60 ore di seminari vari per la crescita personale. Cioè un vero e proprio ciclo completo di più argomenti che guardano però l'uomo nella sua interezza, da qui il termine OLOS. Quello che vedrete sono dei brevi video, delle pillole per così dire, che hanno lo scopo di far comprendere quelli che saranno gli approfondimenti ampiamente descritti nel percorso della scuola. Quindi è solo una piccola introduzione di quello che viene trattato. Grazie a tutti e buona visione. Questa nuova pillola affronteremo il sottoscritto Marcello Pamio assieme a Laura Bonfante, ansia e gli attacchi di panico che purtroppo sono sempre più diffusi nella popolazione, tanto più negli ultimi tempi, tanto più nell'ultimo anno, se vogliamo proprio entrare nel dettaglio, se veramente una marea di persone ha iniziato a soffrire, adolescenti compresi, di problematiche molto particolari legate all'ansia, legate agli attacchi di panico, per non sfociare poi nelle vere e proprie malattie, per così dire, mentali. E per affrontare queste tematiche è necessario iniziare a parlare ed entrare in quelle che sono le emozioni, e quindi do subito la palla a Laura che saprà entrare in maniera magistrale sfruttando quelle che sono appunto le conoscenze della medicina tradizionale cinese, e poi entreremo in quelle che sono le meravigliose conoscenze della biodecodifica per comprendere meglio il quadro. Eccoci, grazie Marcello. Devo proprio dire che in effetti in quest'ultimo periodo quello che trovo proprio anche poi con il lavoro che svolgo, che quindi sono operatrice e quindi facendo trattamenti di riflessologia, le persone che sto incontrando soffrono sempre di più di queste proprio problematiche, principalmente ansia e attacco di panico. Per parlare di questo argomento dobbiamo assolutamente affrontare quello che è il mondo delle emozioni. Cioè le emozioni le sappiamo riconoscere e le sappiamo poi anche vivere, o sono loro che vivono noi senza che noi ce ne accorgiamo? Quindi durante la nostra giornata ci rendiamo conto di quello che stiamo magari trascorrendo, vivendo a livello emotivo. Siamo tristi, siamo preoccupati, siamo agitati, oppure no, perché quello che mi capita spesso è di incontrare persone che mi dicono no, io sto benissimo, non ho nessuna ansia. Poi vanno a farsi 100.000 esami e per ritornare magari dopo qualche mese dicendomi guarda, sono stato dal gastroenterologo, da questo, da quell'altro, e alla fine mi vengono a dire che il medico proprio dice il problema è l'ansia. Quindi molto probabilmente la persona non è capace di sentire nemmeno che dentro di lei vive questa emozione e che produce poi anche quello che è l'ansia. Si accorge forse quando o l'ansia è diventata già molto forte, per esempio, non so, addirittura a creare insonnia o a portare proprio a vivere quello che è l'attacco di panico. Quindi 5 sono gli elementi nella medicina tradizionale cinese e 5 sono le emozioni che noi viviamo, e sono la rabbia, abbiamo detto la gioia repressa, la preoccupazione, cioè l'occuparsi prima che la cosa accade, la tristezza e la paura. Ovviamente queste emozioni vanno a creare che cosa? A creare uno scompenso anche poi fisiologico e a produrre quelle che possono essere dei sintomi, quali anche per esempio delle tachicardie, che in realtà sono derivate proprio da un sistema emotivo. Quindi le emozioni coinvolte, principalmente quando ci troviamo ad avere ansia e panico,
sono quali? Sono la tristezza e la paura. Queste sono le due principali proprio emozioni. Ovviamente la più forte sarà la paura. Quando ci troviamo proprio in una situazione inaspettata, quasi di attacco o proprio di invasione e non ci aspettavamo che quella situazione, che quell'evento accadesse, ecco che ci troviamo a vivere questa situazione di panico. Con poi ovviamente quali conseguenze sulla parte fisica? Con delle surreni. Le surreni sono delle ghiandole che noi abbiamo sopra il rene, che secernano alcuni ormoni, tra cui anche l'adrenalina, e che quindi che cosa vanno a fare? Vanno a attivare quello che è il sistema nervoso. E oggi incontro sempre più persone che hanno proprio queste surrenali molto attive. Quindi cosa significa? È come se queste persone stessero vivendo sempre in una situazione di fuga, di fuga da che cosa? Da un possibile attacco. Quindi tutto il sistema poi viene vissuto in simpaticotonia e quindi il sistema nervoso ovviamente è molto attivo. La riflessologia plantare che cosa fa? Va ad aiutare a riequilibrare tutto quello che è il sistema emotivo attraverso i punti riflessi nel dorso del piede. Quindi andrò a lavorare che cosa? Quelle che sono tutte le emozioni che ci portano poi ad avere questi stati di ansia e di paura, e andando a lavorare questi punti riflessi nel dorso che corrispondono alle varie emozioni, un po' alla volta inizierò anche ad avere una maggiore consapevolezza delle emozioni in sé. Quindi diventerò io sempre più consapevole che sto vivendo quell'emozione, non sarà lei a vivere me, quindi provocandomi poi quella che è anche il panico e la paura, che vanno poi a generare tutto un disequilibrio anche proprio, come vi dicevo prima, fisico, anche perché rallenta per esempio la respirazione, oltre a creare una tachicardia e anche altre proprie problematiche fisiologiche. Che cosa facciamo quindi con la riflessologia? Andiamo a lavorare, come vi dicevo prima, il dorso, andando proprio a toccare dei punti sul dorso del piede, poi lavoreremo quelle che vengono chiamate le colonne. Come vedete ne abbiamo tre colori, perché? Perché sono tre le nostre dimensioni, abbiamo detto quella fisica, quella psichica e quella più spirituale. Quindi andremo proprio a lavorare e a scaricare questa parte psicoemotiva in modo tale di aiutare a normalizzare il sistema nervoso e quindi anche a calmare quest'ansia e questo panico. Poi un altro punto importante che andremo a lavorare saranno le ghiandole surrenali. Nel piede si trovano nella pianta, come vedete qui dall'immagine, si trovano proprio appena sopra i reni, le andremo a stimolare in una modalità viene definita appunto, proprio per fare in modo che un po' alla volta anche l'adrenalina diminuisca e noi ci troviamo in una situazione più di rilassamento. Ecco, quindi questo è un po' tutto il lavoro per riportare il sistema, diciamo così, nervoso a normalizzarsi. Bene, grazie Laura. Per entrare in quello che sono delle, possiamo dire, delle chicche, perché tutte le tematiche, come già detto anche negli altre pillole, verranno ampiamente approfondite nella nostra scuola. È solo qui un'introduzione per capire dove andiamo a parare. Quindi dopo tutto quello che ha detto Laura per quanto riguarda le surreni e i renni, è necessario toccare un argomento estremamente delicato che è il cosiddetto profugo. È una condizione molto particolare che vive l'uomo quando si trova in determinate condizioni ben specifiche. Intanto capiamo reni e surreni, che sono appunto i surreni sopra i reni, ma sono praticamente attaccati, servono a che cosa? Eliminare le scorie, sia della parte, diciamo, metabolica, delle cosiddette sostanze estranee, ma lavorano e regolano tutto ciò che è in rapporto con l'acqua, quindi sia nella concentrazione di sali, delle proteine, quindi mantengono la pressione arteriosa in equilibrio, ma anche tutto quello che noi viviamo
come esseri umani. E non a caso i reni parlano di equilibrio. Abbiamo questi due fagiolini, uno a destra e uno a sinistra. Si riferiscono alle decisioni, alle scelte che facciamo e non facciamo, ai cambiamenti che non facciamo e, come diceva prima Laura, parlano ovviamente di paura. L'immagine che vedete ben rappresenta quello che è il profugo, perché quando l'essere umano nella sua evoluzione viveva nell'acqua non esistevano i reni perché l'acqua era a disposizione. Poi il cervello cosa ha fatto? Ha riunito un vaso sanguigno, ha creato un tubo che recuperasse l'acqua. Questo è servito dal punto di vista biologico perché una volta che ci siamo allontanati dal mare, siamo approdati nella terraferma, ci siamo allontanati sempre di più dall'acqua, il cervello ha dovuto per forza di cose creare una struttura, i glomeruli, i reni e tutto l'apparato, i tubuli collettori, che recuperasse l'acqua, cosa che prima non serviva. Oggi sappiamo a livello di medicina ufficiale che i reni filtrano 180 litri di sangue ogni giorno, quindi in 24 ore, per produrre circa 1,3 litri, 1,5 litri di urina ogni giorno. Prima che diventi urina, però, il cervello cosa fa? Ordina ai tubuli collettori, a questo apparato filtrante strabiliante, di riassorbire l'acqua in maniera proporzionale a che cosa? A quanto, attenzione l'ho messo tra virgolette, a quanto distanti siamo dal nostro mare, dal nostro, diciamo, centro. Quindi riassorbiamo acqua proporzionalmente a quanto distanti siamo da quello che è la nostra vera natura, e qui in senso ovviamente simbolico. Quindi, qual è la funzione del rene per capire il meccanismo in senso biologico? La funzione del rene è assorbente, non è come pensano in tanti purtroppo urinaria. La funzione del rene è riassorbire l'acqua, filtrare il sangue e riassorbire l'acqua. Perché riassorbire l'acqua? Perché per il cervello è il liquido più importante in assoluto. Quindi quando noi viviamo quelle situazioni che ha espresso prima Laura, quindi situazioni di paura, situazioni di isolamento, quando non ci rispettiamo, e cioè andiamo a fare delle cose che non vorremmo fare, ma tra virgolette ci tocca, non ci stiamo rispettando. Quindi quando siamo in queste condizioni, quando viviamo paura o quando siamo fuori dal nostro percorso e ci sentiamo magari isolati, cosa succede? Il cervello dà l'ordine ai tubuli collettori, quindi diciamo all'apparato renale, di riassorbire l'acqua. Qui iniziamo a trattenerla. Perché tratteniamo l'acqua? Perché ci gonfiamo di acqua e l'organo che trattiene l'acqua non è mai a caso. Tratteniamo l'acqua perché per il cervello sto vivendo un disagio profondissimo e quindi gli serve l'acqua per preparare a che cosa? Ad andare via da quella situazione. L'animale lo fa a prescindere dall'aspetto mentale perché sono più in rapporto con la natura rispetto a noi con la mente ce la raccontiamo, facciamo danni spesso e volentieri, ma la parte biologica ha quel programma che ha milioni di anni e bypassa la parte mentale che è venuta molto dopo. Quindi quando iniziamo a trattenere acqua dove? Nelle gambe, per esempio, il cervello ci sta dicendo preparati a partire, cioè preparati ad uscire da quella situazione lavorativa, familiare o familiare lavorativa magari contemporaneamente. Quindi cosa ci insegna il conflitto del profugo? Cioè cosa ci insegna il fatto che stiamo trattenendo acqua? È il cervello che si è attivato e ci sta dicendo che stiamo vivendo qualcosa che non va bene per noi. Stiamo dentro una realtà che noi vorremmo uscirne, ma non lo facciamo per 1000 motivi. Per paura di non farcela a fine mese, perché ho il mutuo, perché ho i bambini piccoli, per questo, per questo, per questo, ma il cervello continua a dare ordine ai tubuli di trattenere l'acqua perché sta vivendo un profondo disagio. Qual è il disagio? È legato al conflitto. Il conflitto del profugo ci sta dicendo muoviti. Esci da quella situazione, senza paura, esci. L'uomo purtroppo spesso e volentieri non lo fa, cosa che invece gli animali fanno alla stragrande. Ecco, questa è solo un'introduzione per capire che cosa è il profugo, che cosa è l'apparato renale, che cosa sono le surreni e tutto quanto verrà poi, ripeto, ampiamente approfondito nelle lezioni della scuola.
Bene, abbiamo finito anche per oggi. Grazie Laura, alla prossima pillola di approfondimento. Grazie a tutti voi. Ciao.